È stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto il camionista di 58 anni residente a Vico d'Arzere alla guida del tir coinvolto nel tragico incidente di martedì sera lungo la strada regionale 308 del Santo a Loreggia. Sullo scontro frontale tra il mezzo pesante e un furgone con 3 muratori a bordo, la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo aver disposto il sequestro dei mezzi. Erano le 19 di martedì quando il furgone, che stava rientrando verso la sede dell'azienda Luison di Castello di Godego, ha invaso la carreggiata opposta finendo contro il mezzo pesante. Morti sul colpo Bayram Bayramowski, 52 anni, macedone di San Zenone degli Ezzelini, e Fuat Etemovski, 64 anni, macedone residente a Crespano di Pieve del Grappa. Ferito gravemente anche il 58enne di Meolo che viaggiava con loro e il conducente del camion. Un malore, una distrazione. Delle indagini si stanno occupando gli agenti della Federazione della Polizia Locale del Campo San Pierese. Ricevuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria, i corpi di Bayram Bayramovski e di Fuat Etemovski saranno riportati in Macedonia per la sepoltura.